Che cosa ha chiesto il ministro Poletti riguardo delle popolari venete? Beh, è un lavoro di squadra, visto e considerato che i cittadini non hanno colore politico nel momento in cui sono in difficoltà, e penso che questo lavoro debba venire fuori a vantaggio di tutti coloro che pensavano di aver fatto un investimento sicuro e si ritrovano ripuliti i risparmi di una vita. L'ha convinta con il suo impegno il ministro? Ma noi con il Ministro abbiamo un buon rapporto, penso che il Ministro Poletti sappia tranquillamente che comunque una ricaduta negativa sul fronte delle banche significa poi anche una ricaduta negativa sull'economia e sull'occupazione, a partire dai lavoratori delle banche per poi passare in tutte quelle imprese, in tutte quelle realtà dove comunque la difficoltà si trasformerebbe in disoccupazione e in mancanza di economia. Sul tema popolari, il Veneto che cosa propone nello specifico? Che proposta può dare al governo? Guarda, io non sono un esperto, dico semplicemente innanzitutto che chi sta perdendo tutto non deve perdere tutto. Dico che se qualche responsabile deve essere ovviamente identificato, dico che comunque non possiamo far ricadere sui cittadini il tema dei controlli non fatti, visto e considerato che c'era Banca d'Italia, BCE, tutti controllavano, tutti hanno controllato, il dato di fatto è che oggi pagano i cittadini. Allora siamo passati da un modello nei quali la Banca d'Italia garantiva il risparmiatore, oggi abbiamo il risparmiatore che garantisce la Banca d'Italia.